Tutti in piedi, in silenzio, con un nodo in gola, nel suo banco un mazzo di rose bianche. Solo questa mattina gli è stato detto che il loro compagno di classe, Thomas Fabio Filippini, è deceduto domenica pomeriggio ad Altivole, in seguito ad un incidente stradale. Era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'automobile, doveva trovarsi con la sua fidanzatina. Thomas, a 16 anni appena compiuti, frequentava da pochi giorni il centro di formazione professionale di Fonte. In classe i suoi compagni non ci credono ancora. Il dolore è palpabile, insomma, è uno di loro, potrebbe essere capitato a ciascuno di loro. Proprio all'istituto di Fonte era stato inaugurato il monumento shock con la moto sulla quale avevano perso la vita Chiara Filippin e il suo fidanzato Omar Artuso, un monumento per educare alla sicurezza stradale. In questa ennesima tragedia le indagini procedono a passo spedito. Auto e bicicletta sono state poste sotto sequestro dalla magistratura per eseguire gli ultimi accertamenti del caso, ma il quadro della vicenda è già chiaro. Il sedicenne stava percorrendo via Moresca, quando alla fine della via doveva immettersi in via Schiavonesca. A quel punto, forse per colpa di una disattenzione, non avrebbe rispettato la precedenza, scontrandosi violentemente contro un'Audi A2 guidata da un 43enne di Altivole, che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. A chiamare i soccorsi gli abitanti della via. Ho sentito gridare, chiama l'ambulanza, allora mio marito ha subito chiamato il 118 e nel giro di poco tempo sono arrivati l'ambulanza e anche l'elicottero. Secondo la procura, il conducente dell'Audi A2 che ha investito Thomas non avrebbe alcuna responsabilità. Sono comunque in corso delle verifiche sulla velocità dell'automobile. Trasportato d'urgenza all'ospedale e nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, il suo cuore si era fermato poco dopo. Altre rose sul ciglio della strada per non dimenticare. Adesso stiamo valutando con i ragazzi come ricordare questo fatto, perché sono cose che non possono andare perdute nella memoria né dei ragazzi né della fondazione.